Ispricula suba des oras de settu in sa sanidade. Seus in grado de si comunicare uno scantu datus ineditus a suba e sora chi tocca da pettai in media in is principali seus ospidaleras de sa ASL 7. I datus procedenti de su 1 aprile 2016, millus unos cantus a toppus. Po una visita a su coro in s'ospidale Sirai de Carbonia tocca da pettai una media de 290 disi. Po una visita endocrinologica in s'ospidale Santa Barbara de Iglesias 247 disi dei settu. Sighendi, po una visita ai Sogos in su poliambulatorio de Santu Ponziano in Carbonia passant in media 136 disi, intre sa sentada e sa visita. Antis de vai una visita gastroenterologica in s'ospidale Sirai podinti passare finas e 324 disi. Tempu biblicu finas e po una mammografia po sa chi in su Sirai tocca da pettai in media 203 disi, in tammisi chi in su CTO de Iglesias 223 disi. Domu Serena fuedda Gariazzo, de domu pois anzianus a centru po disterrausu, custu iat apodi essi su destinu nou de Domu Serena in Iglesias. Accosti sempre prusu sa serrada de Domu Serena in Iglesias, sa domu de reposu de cursu Cristoforo Colombo, chi de seguru a cabuanno ad asserrai a mai prusu. Ais anzianus un ci a tramudare in s'edifizio storico Margherita de Savoia, in via Asproni, un'istruttura chi però è de annus meda in istadu de arrennou. E doi a fina se una chistione chi ponit in dudas. Domu Serena iat apodi serrai poi 65 anzianus chi doi funt intro, e però iat apodi perri sa porta ai disterraus. I dispassaus su sindicu de Iglesias Emilio Gariazzo at attobiadu a sa prefetta de Castellu Giuliana Perrotta, chi est andata a Domu Serena e a s'expidali dedicau ai frades Grobu, po fai unu computu in loco in tote i duas istrutturas. Nasci sa primu criatura in su CTO. Est accabau a riseru su trammudu de su reparto de ginecologia e ostetrizia de s'ospidale Sirai de Carbonia a su CTO de Iglesias. In moi totu is pazienti presentes in su reparto es creaduras issoru funt in Iglesias. Ai nu incidusanti tramudaus con ambulanzias medicalizzadas averi unu percursu zittadino e extraurbanu assegurau po s'intentu. E proprio in dì riseru a nasciu sa primu pippia pustisi de custu trammudu, Emma di Naranta. Plus fueddus de Niaziu Locci. Custa borta non funt i sindacalistas ad affraccare a s'assessore a sa sanidade Luisu Arro e su consiglieri regionali de Forza Italia Niaziu Locci chi affrimmada. S'assessore a sa sanidade se bantau meda poi 19 milioni de euro de donai a su plus e stannai is pranus locali unitarius dei servizios a sa personi. Suma chi, rispetto a anno passau, s'indesta pasciata de 500.000 euro e però non narada s'assessori chi de custu 7 milioni dus anti già imperaus po su plus de su 2015. Su consiglieri si narendi chi su giochiteddu creativu de su chiarro in capasa non s'inde mancu sappiu e affrima da chi in su 2015 difatti sempre poco perris plus 7 milioni si l'usaiant indittaus in su bilanzio 2016. Custu boninai chi toccat assegurare attrus 7 in sa previsione de su bilanzio po su 2017. Unu stratagemma chi praghi meda sa finanza creativa e chi de fattu però impreat a resursas a chi poi moi no due funti. Po serrai su consiglieri forzista avverti da s'assessori a Frimendi. Arruvat sa persona seria e neri commenti funti fattus. Non accettaus per unu provocu prusche tottu, poita seo segurus chi s'assessori non scipiat deite fueddendi. Is resursas depintesi berdaderas. Prus puru candu seo fueddendi de progettus chi pertoccant sa vida dei zittadinus e chi anti già deppia aguantai smenguadas po mori de custa giunta dei responsabilis. Santo Antiogu, ballos in prazza. Sa socioculturali Gruppo Volk Città Antica de Solchi ha concordau po grasi sabato 29 de su mese la Dammini sa contessida baddendi pois animas in Prazza Umbertu in Santo Antiogu. Sa manifestata tenit in programma ballus sardos accompagnados de s'organetto de Emanuele Isulas dei 6 ai 9 oras de Amerì.